Amici di Io Compro Siciliano, buon giovedì a tutti, buon pomeriggio e buon giovedì a tutti e benvenuti a Pomeriggio Special. Ovviamente gli amici di Io Compro Siciliano, quelli che ormai ci seguono da tempo, sanno, no, che ogni giorno della settimana io sono qui pronta con voi dalle 18 alle 18:30 per affrontare un argomento diverso, ogni giorno un argomento diverso con ospiti diversi. Saluto immediatamente anche oggi, come non potrei farlo, devo salutare il nostro Paolo Gatto in regia, la nostra Marzia in redazione. Allora, l'argomento del giovedì dedicato a moda e tendenze. Oggi avremo tre ospiti, due nel primo blocco, uno nel secondo. Dunque, ormai domenica, lo sapete, il 14 febbraio, gli uomini saranno felicissimi di questo, si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati, quindi ovviamente come non dedicare uno spazio all'interno di Pomeriggio Special a San Valentino, e lo faccio con due ospiti che accolgo immediatamente, che vi presento. Allora, cominciamo con Noa Blasini. Lei è un'attrice, interprete ed è una delle protagoniste del progetto realizzato al Teatro Biondo di Palermo per la festività di San Valentino, in cui Noa interpreta alcune poesie di questo progetto. Scelte 12 poesie tra le tante inviate da poeti e scrittori in italiano e in siciliano. Tra poco Noa ci racconterà di più. Intanto Noa, buon pomeriggio e benvenuta a Ciao Pomeriggio Special. Cristina, grazie. E poi abbiamo anche un'altra ospite che appartiene sempre allo stesso progetto, perché una di queste poesie scelte per il progetto realizzato da Teatro Biondo è Francesca Picciurro, attrice e scrittrice palermitana. Ciao Francesca! Ciao Cristina, buonasera. Buon pomeriggio ragazzi. Allora, una prima parte di Pomeriggio Special tutta al femminile, devo dire, eh? Sì, Ogni tanto ci sta. ci sta. Dunque, chi è delle due che inizia a parlarmi di questo progetto dedicato a San Valentino, che è una festa un po' amata e odiata? Forse le donne l'amiamo un po' di più, gli uomini un po' di meno, però ci sono anche gli uomini innamorati che festeggiano San Valentino anche in modo piacevole. Allora, chi inizia a parlare con me? Noa? Sì, Ok, allora Noa. sì, allora sì, questa qui è intanto un'iniziativa del Teatro Biondo, la realizzazione di questi micro video, questi micro spettacoli da far arrivare nelle case del pubblico, considerando il momento, questo brutto periodo che stiamo passando. E quindi il Teatro Biondo ha avuto questa iniziativa per San Valentino di portare queste micro pillole nelle case del pubblico, regia della meravigliosa mia mamma arcobaleno Elisa Farinello, con Alessandro Vancardo, ha montato il video, ha girato, lui è un fotografo, videomaker fantastico, e tantissimi altri attori hanno partecipato come Stefania Blandeburgo, Antonio Silvia, tantissimi attori, tutti regia di Elisa Farinello. E quindi è stata una bella iniziativa, una bella esperienza. E io ho interpretato la poesia di Francesca, che è bellissima, genuina e fresca. Abbiamo provato insieme ad Elisa ha avuto subito l'idea di realizzarla così, che è molto sulle nostre corde, sulle corde del ditirammo, molto, molto teatrale, fresca, in siciliano, e quindi è stato veramente un piacere poter interpretare questa poesia meravigliosa di Francesca. Adesso arriviamo anche a Francesca, ma io vorrei sapere sulla base di cosa avete scelto queste 12 poesie, perché io credo che comunque di poesie ce ne siano state veramente tante, no? Quindi avete dovuto fare una cernita. Come le avete Sì, scelte queste il poesie? compito non era mio di scegliere le poesie, quindi io ho semplicemente interpretato. Interpretato. Sì, penso siano arrivate tantissime poesie, e poi il Teatro Biondo insieme ad Elisa hanno classificato, diciamo, hanno inserito le poesie più fresche, più belle, più Ecco. piene d'amore. E anche più divertenti, tra l'altro, no? Diciamolo pure. Francesca, vado da te. Francesca Picciurro, attrice, tra l'altro una delle poesie, di queste 12 poesie è proprio la tua. Come è stata scritta questa poesia che si chiama I putii su Chini Chini? Sì, Raccontami un po' com'è ovviamente nata. è una poesia in siciliano, ovviamente. Non è nata adesso, è nata qualche anno fa. A me piace tantissimo scrivere e quando ho saputo di questo progetto del Teatro Biondo tramite un amico scrittore, Gaspare Scimò, ho voluto partecipare, così ho detto vabbè, ci provo, mando la mail e come va va. E con grande sorpresa ho saputo, insomma, che questo piccolo componimento era stato preso, era stato scelto, e la sorpresa ancora più grande è stata quella di trovare Elisa Parrinello alla regia
e Noa come interprete. Per me è stata veramente è stato motivo di grande felicità. Sono contentissima di questa cosa e vi ringrazio. Quindi, Grazie a ma te. lo spunto, come è nato? Lo spunto, il momento proprio clou, no? Il tuo momento di così che ti ha ispirato, di ispirazione, proprio qual è stato per scrivere questa poesia, I putii su Chini Chini? E tra poco andremo tra l'altro a sentirla. Allora, quello che dice un po' la poesia è che sì, in genere ci si riempie di regali, di fiori, di gioielli, ma di fatto il vero significato di San Valentino è quello di essere innamorati. Cioè, Ecco. veramente ci si può scambiare qualsiasi dono materiale, ma se alla base manca quello che è il sentimento, l'amore nel caso specifico, possiamo insomma raccontarci quello che vogliamo, ma alla base non c'è niente. Quindi il Ecco. significato, con pochi versi, è questo. È vero. Ma come arriverà nelle case dei siciliani questo progetto, Noa? Allora, intanto è pubblicato su tutte le pagine del Teatro Biondo, quindi su Facebook, Instagram, Twitter, tutti i vari social, e poi è una sorta di piccolo contest, quindi Francesca sicuramente saprà di più, più like ci sono, più la poesia è la vincitrice, che fra l'altro questa poesia di Francesca è una con più like, è quella più cliccata. Oh, quindi abbiamo una star, Francesca, ce la stiamo facendo, eh? Quindi amici di Io Compro Siciliano, mi raccomando, entrate su tutti i canali social del Teatro Biondo, mi raccomando, cliccate, 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 visto che oggi il nostro ospite è Francesca, io direi di cliccare Francesca, no ragazze, sbaglio? Assolutamente. Allora, è una sana competizione, nel senso che per me è già una Sì. grandissima vittoria il fatto di essere stata scelta. Poi c'è questa piccola gara, insomma, tra gli autori, chi riceve più like avrà in omaggio, credo, dei biglietti messi in palio proprio dal Teatro Biondo. Quindi è una cosa Ok. simpatica, è una cosa genuina, ecco. Ecco, brava Francesca, mi piace questo tuo modo sereno proprio di competere, questo modo, insomma, mi piace davvero. Ma la vogliamo sentire questa poesia? Anzi, più che altro, la vogliamo vedere, ragazze? Sì. Assolutamente. I puti, succhini, chini, rizziti e mariti che accattano cioccolatini. E giurara, non hanno più giuri, si accattaro tutti in segno d'amore. Non capiscono, capi fare ne contenti, non hanno accattare niente rinenti. E l'amore è un regalo più bello, e vale più sai un giuri o un gioiello. È un importante in su cui ne regalati di festeggiare Santo Valentino. Avete essere innamorati. Hai capito? Simpaticamente, devo dire, interpretata dalla nostra Noa Blasini, questa poesia che invia un Grazie. messaggio veramente molto importante, no? Perché poi è il contenuto anche importantissimo, perché è vero, come diceva Francesca Picciurro prima, le donne non vogliono fiori, non vogliono regali, no? Per San Valentino l'importante è che da parte di un uomo ci sia l'amore e il rispetto, quindi questo è quello che conta, è vero. E non a San Valentino, ma tutti gli altri giorni dell'anno anche. Esattamente. Ragazze, siete state veramente bravissime. Brava Francesca, questa poesia è veramente molto molto bella. Complimenti, Grazie, davvero devo dire che Noa è stata meravigliosa, straordinaria. veramente. Sì. E infatti, Grazie. brava anche a te, Noa, perché veramente l'hai interpretata in un modo. Allora, sei stata simpatica, davvero, brava, bravissima, anzi direi io. Quindi complimenti a voi due ragazze che Questo è oggi siete tutto nel mio merito. spazio.
della regia. Ecco. Esatto, Elisa. E salutiamo e Assolutamente. facciamo i complimenti anche ad Elisa perché veramente, ragazze, che dire, insomma, sono stata piacevolmente colpita. Quindi salutiamo anche Elisa. Il cognome di Elisa lo vogliamo ricordare, della regista? Elisa Parrinello. Esatto, quindi grazie ragazze, mi raccomando, lanciate un appello, uno tu no e uno tu Francesca, per visitare tutti i social del Teatro Biondo per cliccare su tutte le poesie. Dai, vai. Noa. Allora, mettete tantissimi like a qualsiasi poesia a voi piace, soprattutto a quella di Francesca, su tutti i social del Teatro Biondo, Facebook, Twitter, Instagram, e citando Francesca, un importante in socco arrialati alle vostre fidanzate o ai vostri fidanzati, ma l'importante è essere innamorati, sempre. Brava Noa, Francesca, un appello anche da parte tua. Eh sì, andate sulla pagina del Teatro Biondo, lì troverete tutte le poesie. Ovviamente, come diceva Noa, scegliete quella che più vi piace e ricordatevi di me. E poi sì, amore, 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 sempre amore e rispetto. Brave ragazzi. Allora, buon San Valentino anche a voi a questo punto. Altrettanto. Grazie In anche a bocca al te. lupo. Grazie. In bocca al lupo per tutto, ragazze. Ciao, Ciao, grazie. grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, Ciao. ciao. Baci. Allora, che carine queste nostre due ospiti di oggi. Dunque, cambiamo argomento perché San Valentino l'abbiamo così delicatamente fatto fuori. Domenica, mi raccomando, ecco, cercate di festeggiare nel migliore dei modi. E adesso invece parliamo di eventi con il prossimo ospite di Pomeriggio Special. Si chiama Toti Bivinetto, direttore artistico di OT Entertainment, divisione eventi, azienda leader in Italia di servizi per il turismo e l'intrattenimento, originario di Siracusa ma vive a Milano. Il legame con la Sicilia è sempre forte. Toto, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao Cristina, grazie, bello, sono contento che hai ricordato che sono di Siracusa e che quindi voi, che io compro siciliano, è legato alla mia terra. Sono felicissimo di questa intervista e di essere con voi oggi. Ma anche perché noi parliamo delle eccellenze siciliane in Italia, delle eccellenze siciliane che portano appunto la Sicilia in giro per il mondo. Quindi tu sei un'eccellenza tutta nostra, quindi ti vogliamo tenere insomma per noi, però ti regaliamo anche gli altri perché so che tu organizzi degli eventi molto importanti in giro per il mondo. In questo momento sei a Milano, Toto? In questo momento sono a Milano, sì. Ok. Sono a Milano, come sai benissimo, gli eventi sono ai nastri di partenza da un po'. Nastri di partenza che sì, sicuramente un danno economico, però anche un momento di implosione che può portare a qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, di creativo, insomma di energico. Abbiamo vero. bisogno di partire alla grande. Dunque, Toto, io ti vorrei fare intanto una domanda. Come hai vissuto tu questo momento di fermo, questo momento di staticità, no? Perché per chi organizza eventi sicuramente, insomma, non è stato un periodo molto semplice anche per tutti gli altri, però un organizzatore di eventi si muove, no? Viaggia, parte, fa questo, fa l'altro. Tu cosa hai fatto in questo periodo? Hai continuato comunque a organizzare da solo, stando fermo? Cioè, come ti dicevo, questi nastri di partenza ci hanno portato in due circostanze. Una è quella economica un po', insomma, rischiosa, però c'è stato il momento di pensare, di creare, di costruire, c'è stata formazione nelle aziende, c'è stato il momento di avere il tempo di rimettere e guardare le carte in tavola, di riassestarsi, perché nel ritmo degli eventi aziendali non si è mai tempo di curare se stesso. Cioè, ti faccio un esempio banale con i miei colleghi, quando facevamo i sopralluoghi era una tortura andare in giro a fare sopralluoghi, no? Perdevi tempo, le giornate, sì, eri al mare, eri in posti stupendi, ma ti stressavi. Adesso è cambiato proprio la visione di questa cosa. Abbiamo fatto un sopralluogo importantissimo pochi giorni fa, sembrava di rinascere, cioè quello che era un impegno adesso era il nostro lavoro fatto con piacere, quindi ha portato a rivedere veramente, a dare più importanza alla bellezza del lavoro che facciamo, dell'evento che è una costruzione creativa e la nascita sempre di qualcosa di bello, un'emozione, un parto a volte, cioè come se fosse un parto, viene vissuto da tutti quelli che ci lavorano come un parto,
quindi non vediamo l'ora di far rinascere i nostri figli. Ecco, hai detto una cosa giustissima prima, Toto, perché hai detto magari a volte noi non ci rendiamo conto, no? Magari facciamo delle cose, magari siamo un po' insoddisfatti, ci stressiamo, diciamo mamma devo andare qua, devo andare là. Invece diciamo che questo periodo di fermo ci è un po' servito, no? Perché ognuno di noi ha apprezzato magari le cose che faceva prima, di cui si lamentava. Adesso invece non vediamo l'ora di riprendere a farle. Toto, mi spieghi un po' e spieghi a chi in questo momento ci sta guardando che tipo di eventi organizzi? Allora, organizziamo eventi a 360 gradi, c'è una divisione legata al mondo del turismo, quindi la formazione per tutti i tour operator del personale, che oltretutto adesso facciamo un evento importantissimo a Milano, dal 2 al 7 marzo, quindi ripartiamo alla grande con tanti comici come docenti, tanti maestri del mondo della televisione, proprio per ripartire. Questo è un tipo di evento legato al turismo. E poi ci sono degli eventi emozionali, mi piace chiamarli così, tra i quali in uno ci siamo anche incrociati con i vostri soci, con i vostri colleghi comunque di Io Compro Siciliano, per un evento, ho 2 eventi legati che raccontano un po' come nasce e come si costruisce un evento. Questo oltretutto per la Sicilia, fatto con un event planner, Manuela Miraudo, che abbiamo dovuto raccontare la Sicilia in tutti i suoi particolari, in tutte le sue sfumature, nelle storie, per i 25 anni di Blue Hotels, e l'abbiamo fatto ai Giardini di Costanza, che con il regista mi sa che siamo riusciti anche ad avere un video. E allora io secondo me questo video lo vedrei subito, così spieghiamo un po' di cosa stiamo parlando, Toto. Ok. Straordinario, straordinario, Toto. Adesso me lo racconti questo video perché in un minuto abbiamo praticamente messo un po' di tutto. E infatti è quello che poi riassume cosa c'è in un evento. In un evento c'è di tutto, c'è la magia di ogni dettaglio, dall'ingresso a quello che viene dato agli ospiti, al tipo di menù, quindi a tutta la parte del catering, a tutta la parte di installazioni, a tutta la parte anche teatrale. Adesso questo esempio dell'evento in Sicilia, erano tutti figuranti che proprio raccontavano la Sicilia nei particolari anche storici, i colori, le sfumature, ed erano attori, e poi c'erano dei danzatori che hanno raccontato la storia della testa dei Teste di Moro. Ecco, questo è un evento, è danza, è arte, è cucina, è magia, è spettacolo, è lavoro, è tanto lavoro, muove tantissime aziende, muove tanto e deve ripartire assolutamente. Però adesso è il momento dell'ottimismo. Ecco, questo è un evento e ti fa capire quante sfumature è dedicato alla Sicilia, appunto. Certo, dietro l'organizzazione di un evento a volte noi non ce ne rendiamo conto, ma c'è veramente una mole incredibile, no? Di lavoro, una mole incredibile di risorse umane, cioè veramente in quanto tempo riesci ad organizzare un evento, Toto? Per ogni cosa, guarda, l'idea è quella che si organizza proprio lavorando sui 2 mesi. Io ho fatto anche musical, regie di musical importanti come Priscilla, la regina del deserto, ero resident della prima edizione, Wings on Ice. Allora la produzione teatrale di musical ha 3-4 mesi di preparazioni effettive, l'evento anche un mese, ecco, un mese di lavoro. A volte non ci rendiamo conto davvero, come dicevo prima, però c'è un lavoro veramente importantissimo che richiede la parte tecnica, perché poi c'è tutta la parte invece creativa e di pensiero, quella può durare anche infinita a volte, perché la struttura dell'evento non è complicata, cioè nel senso, perché è complessa, cioè tu non sai poi alla fine, può avere tante sfumature,
permessi di soggiorno, spostamenti. Esistono storie e leggende negli eventi che chi li fa potrebbe costruire veramente un'enciclopedia. Ci sono storie di È cani vero. che non passano dalle vie e vengono abbattuti i muri nel giro di un'ora e vengono rifatti, proprio perché la produzione deve muovere un grande show, un grande spettacolo e quindi ci sono dei limiti a volte di logistica, ma l'evento ha la forza di muovere tutto. Certo, a volte avete capito, no? Che magari noi ci troviamo veramente con un evento davanti, diciamo, ah, vabbè, straordinario, però poi davvero ci vuole veramente dietro, c'è guarda, da mettersi le mani ai capelli, secondo me. Allora, tu parliamo anche di moda perché, tra l'altro, tu hai delle collaborazioni di rilievo, come per esempio Alessandra Grillo, che è la PR di Chiara Ferragni, icona di Moda e Tendenze, è vero? Cosa hai fatto in questo caso e come hai collaborato con... Sì, io ho collaborato per Brother Sister appunto per la parte coreografica di alcuni eventi di Alessandra e quindi che poi corrispondono i 30 anni di Alessandra sul treno, anche lì Alessandra, che poi più che un event planner, lei è una regista, organizza proprio nel totale la visione di tutto, aveva organizzato penso la prima battle sul treno su un vagone insomma privato per Chiara Ferragni. Allora lei aveva questa idea di fare qualcosa di particolare, quando ci uniamo esplodono queste cose, abbiamo fatto proprio una battle con dei ballerini che danzavano nei corridoi, ecco questo per il compleanno di Chiara o per altri eventi, poi con Alessandra anche Marcolin, la Martina, l'arte spesso coinvolge la moda e l'evento sono legati, anzi Certo. sono molto legati, gli eventi di moda danno poi il linguaggio universale a tutti gli altri eventi, diciamo. C'è un Il altro... tipo... Dimmi, sì. Vai, no, continua tu No, e poi ti faccio diciamo una domanda. che legato a un'altra visione degli eventi c'è un altro video che fa capire ancora di più quanto si può andare nel dettaglio e raccontare ogni messaggio con 1000 sfaccettature, cioè con 1000 riferimenti, con 1000 linguaggi, ed è appunto un giro nel mondo che abbiamo Ecco, fatto con Eden Made e con la mia squadra di creativi, il visual e tutto quanti. Ecco, questo è il secondo evento a cui sono veramente legato perché ti racconta in che modo un messaggio può essere tramutato in arte. Quindi non c'è il perfetto. relatore che ti dice quella cosa, ma te la racconta l'arte, lo spettacolo. Tu mi hai passato l'assist, adesso noi vediamo infatti praticamente questo secondo video che ci porta in giro per il mondo. Grazie. OT Entertainment, guardate un attimo, abbiamo fatto un bel giretto in giro per il mondo, Toto, no? Con questo video. Mi ha fatto venire una voglia di lavorare, cosa che prima no, scherzo, però sì, abbiamo fatto un giro per il mondo. Ecco, per esempio in questo evento, adesso vedendo la foto di gruppo, eravamo 120 persone di staff che abbiamo fatto 10 tappe in giro per l'Italia, raccontando 5 destinazioni del mondo.
era lo stesso evento, la stessa tour, con un viaggio emozionale attraverso i 5 sensi, e in ogni sala tu entravi catapultato nel mondo che ti dovevamo raccontare. Quindi il Giappone, raccontato appunto con una silent experience, c'è stata l'Australia raccontata con la sand artist, c'è stata l'Africa raccontata con un monologo interpretato da Daniele Cauduro, un attore molto bravo, interpretava appunto il monologo di un viaggiatore quando arriva in Africa. Sì. E c'era Broadway. Ecco, in ogni sala lo spettatore itinerante entrava e viveva l'emozione Certo. della destinazione con l'empatia. Non era un catalogo, ma era un catalogo vivente. Ecco, questo racconta un po' l'evento. Certo, perché un altro aspetto, diciamo, molto importante, no? Tra l'altro, di un evento organizzato è anche proprio l'impulso che può dare, no? A un certo ambito sociale, culturale, magari commerciale, come quello magari del turismo, no? Ed è di Certo. fondamentale importanza, perché attraverso un evento tu riesci a dare la giusta promozione, no? Di luoghi, territori, servizi, al fine proprio di crearne tra l'altro anche ricchezza. Quindi, insomma, un evento fa anche conoscere comunque le cose importanti che abbiamo, le cose, tra l'altro, un evento porta la Sicilia a volte nel mondo, fa conoscere le ricchezze che abbiamo. Un evento dietro un evento ci sta veramente un mondo, davvero, no, Toto? Sì, assolutamente. E hai detto benissimo, appunto, è anche un modo per trasportare le emozioni, le culture, le storie degli altri agli altri attraverso l'arte, perché l'arte è il linguaggio universale, l'arte unisce tutti. Quindi che sia la musica, che sia la danza, che sia il teatro. Ecco, qua è un linguaggio che tutti possiamo comprendere e tutti possiamo trarne beneficio. Quindi bene, grande vita per le emozioni e la creatività, Sì, deve ma ripartire a tutti gli effetti, online, offline, dal vivo, deve ripartire in tutti i suoi aspetti. posso farti una domanda, Sì, Toto? sì. Posso chiederti qual è il tipo di eventi che ti piace organizzare di più? Mi piace, allora, vengo anche dalla danza, cioè nel Eh. senso, sono diventato prestissimo regista, però vengo anche da un percorso di danza. Ecco, i danzatori, chi pratica la danza rimarrà stregato per tutta la vita. Quindi gli eventi che mi piace organizzare sono quelli che poi comunque devono avere l'artista, devono avere lo spettacolo e il danzatore attraverso la forma di show, ecco. Poi mi piace la creatività in tutti gli aspetti dell'evento. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di conoscere e di lavorare con le più grandi event planner, da Progetto Bianco, Patrizia Bianco, Alessandra Grillo, cioè donne che comunque hanno dettato la legge dell'evento in Italia e oltre l'Italia. Erano i primi che facevano gli eventi e lì bacchettavano, lì si è sbagliati Sì. il colore di un costume Erano guai. però era una grande scuola, ecco, quella scuola che mi ha permesso oggi poi di costruire questi eventi che hai visto e soprattutto di costruirli insieme a una squadra forte che è quella di Obiettivo Tropici, che ha sostenuto da subito questa voglia di raccontare con emozione anche il turismo, perché di questo si è Si parlato. parla. Tra poco mi dici cosa stai facendo per ripartire, ma intanto dare un'occhiata ai messaggi che sono arrivati sino a questo momento. Allora, Luigi Malerba, buonasera, ci saluta, buonasera anche a te. Luigi, Matteo Magro, buona serata a voi, complimenti, ciao Matteo. Luca Leonardi, grandi show che purtroppo mancano, in effetti sì, ma guarda, ci stiamo arrivando per la ripartenza, ci siamo quasi. Buonasera a tutti, un abbraccio a Cristina e complimenti per gli ospiti, Bucchieri Salvo. Ciao Salvo, buon pomeriggio anche a te, grazie per averci raggiunto. Come ripartiamo quindi, Toto? Cosa stai preparando di bello? Come ti dicevo, ripartiamo con questa grande missione che è un obiettivo e anche un sogno. C'è questa spinta che ha portato alla professionalizzazione del mondo del turismo e dell'intrattenimento nel turismo, perché a un certo punto ci siamo fatti due calcoli, ma il turismo è l'unico posto dove c'ha tutti i teatri aperti, dove c'ha 1500 persone in ogni resort, tutte le sere, paganti, che guardano gli spettacoli, e quindi potrebbe accendere di nuovo
tutto quello che è lo spettacolo, la messa in scena, l'intrattenimento curato, quindi stiamo ripartendo con una formazione mirata che verrà fatta al MAS di Milano, che è un centro di produzione di spettacoli tra i più grandi d'Europa, anzi è il più grande d'Europa, quindi con Obiettivo Tropici abbiamo deciso di costruire queste masterclass di una settimana dove ci saranno 150 ragazzi che verranno tutti, insomma, rispettando le regole Covid, e studieranno con docenti bravissimi, da Max Piso a Cinzia Marseglia a Laura Carusino dell'Albero Azzurro di Rai 2, poi ci sono dei ballerini eccezionali come Schi, Daniele Longo, insomma una classe di coach per far vivere a questi ragazzi una settimana straordinaria, modello college, perché avranno tutti il loro residence, il college, il master è un college, quindi è un'esperienza per loro, per noi è formazione, perché poi questi ragazzi andranno a lavorare e lavoreranno un po' in tutto il mondo, perché poi forniamo le risorse umane a tanti tour operator, quindi insomma sono pronti per viaggiare e vivere le emozioni. Francesco Giunta scrive: ciao grande Toto. Francesco Giunta è siciliano, noi abbiamo una sede a Catania e quindi insomma sono felici, siciliani, Francesco Giunta è siciliano. Ecco, quindi bravi siciliani, grande anche al nostro siciliano Toto Vivinetto, che è stato ospite di Pomeriggio Special oggi. Toto, io ti faccio un in bocca al lupo grandissimo, buona ripartenza quindi. Grazie mille, grazie di questa bella chiacchierata. Grazie a te, ciao, grazie. Noi siamo arrivati al termine di Pomeriggio Special, anche oggi si conclude il nostro appuntamento del giovedì, ci rivediamo domani preparate le valigie perché vi porto in viaggio insieme alla mia amica Selina Alcalà, quindi domani si parte. Grazie a Paolo Gatto che è stata regia, grazie a Marzia Redazione, grazie a tutti voi che ci avete seguito, condividete le nostre dirette e oggi che è giovedì, stasera c'è il mio amico Vincenzo Canzone, mi date conferma dalla regia? Sì? Paolo, ci sei? Si è addormentato il nostro Paolo? Esatto, arriva. Stasera alle 21:30 arriva Sicilo Neri insieme al nostro Vincenzo Canzoni. Ogni tanto faccio gli agguati al nostro regista che comunque ormai credo si sia un po' abituato, no? Grazie, ci vediamo domani alle 18. Un bacio fortissimo a tutti, buon giovedì. Ciao, sigla.